Intanto voglio ringraziare il Sindaco di Noto sia per l'iniziativa, ovviamente, neanche a dirlo, a tutti coloro che hanno partecipato e lo staff operativo appunto che ha fatto sì che tutto potesse il percorso realizzarsi. Voglio ringraziare chiaramente i miei docenti e il gruppo degli studenti della quarta O enogastronomia e della quinta O enogastronomia che hanno realizzato appunto il lavoro, ma mi piace sottolineare che tutto quello che è stato detto dal nostro sindaco e anche ribadito dal dottore Patanè rappresenta per noi un obiettivo fortissimo nella nostra scuola. Difatti abbiamo sempre lavorato e partecipato alle promozioni dall'UNESCO, per esempio in un precedente anche concorso per la valorizzazione dei siti della nostra appunto Sicilia attraverso il percorso dei sensi. Oggi abbiamo avuto questa bella soddisfazione di essere qui presenti per aver lavorato su questa proposta eccezionale che appunto ha come obiettivo di riappropriazione della propria identità, perché questo un pochino diciamo che si è persa a causa del processo di globalizzazione che non deve, secondo me, appunto, ribadisco quello che ho già detto, inficiare il valore portante dell'identità culturale e quindi territoriale, delle bellissime risorse che, come diceva il sindaco, non ci sono probabilmente da nessuna parte del mondo. Noi abbiamo delle bellezze ambientalistiche, architettoniche, abbiamo una cultura, abbiamo la grecità, abbiamo quello che tanti non hanno, e questo non è poco. I nostri ragazzi lo devono sapere, lo devono vivere sulla propria pelle e soprattutto devono farsi portatori di questi grandi valori che contrassegnano la nostra identità siciliana, che è meravigliosa. E quindi, ragazzi, voi dovete essere custodi della bellezza del calos greco, che deve essere proprio l'obiettivo precipuo della vostra esistenza. Attraverso la bellezza, il circuito della crescita e la valorizzazione di ciascuno e della comunità, dunque della condivisione di ciascun obiettivo che ci si pone in un momento X, in una compagine complessiva di progetto che è veramente quello che voi dovete fare, entrando poi a far parte in maniera attiva, definitiva, come cittadini adulti della nostra società, facendovi proprio portavoce di tutto questo, essendo a tutela del nostro patrimonio. Grazie.